Allora, buongiorno, adesso ufficialmente apriamo la giornata di oggi, benvenuti, ben ritrovati. Siamo qui con il professor Ciraulo che ci farà la prima parte di queste due lezioni, due interventi, diciamo, intitolati dal titolo Dall'antica Grecia agli origami, e in cui vedremo una presentazione sia dal punto di vista storico che dal punto di vista pratico di problemi classici della geometria e un'implementazione sotto vari punti di vista, non ultima quella attraverso gli origami. Vi ricordo che la giornata di oggi si svolgerà come è nostro solito, quindi ci sarà dapprima l'intervento del professor Ciraulo che ci racconterà un po' di cose, ci farà anche delle proposte di attività e durante la seconda parte di questo pomeriggio nelle varie sedi proveremo a portare avanti le attività che saranno proposte. Vi ricordo che alla fine dell'intervento del professor Ciraulo potrete fare per prima cosa un giro per raccogliere le idee, domande, richieste di chiarimenti sulle cose presentate, sugli argomenti presentati, e potrete inviare le domande all'indirizzo scuole@istitutoveneto.it in maniera tale che noi anche qui nella sede di Venezia raccoglieremo le domande e dopo 10-15 minuti circa magari riapriremo il collegamento per rispondere a tutte le domande pervenute raccolte qui a Venezia. E anche durante lo svolgimento del laboratorio, se dovessero sorgere richieste di chiarimenti, potete sempre scrivere allo stesso indirizzo e se necessario apriremo il collegamento, ma lo faremo sicuramente alla fine prima di salutarci per raccogliere, diciamo, un po' il lavoro fatto. Quindi adesso lascio la parola al professor Ciraulo e ci sentiamo più tardi. Tanto ringrazio la professoressa Treu per la presentazione e per l'invito. Allora, come vi è stato già detto, questa è la prima parte di una doppia lezione sulla geometria che cerca di andare dalla Grecia agli origami. Vedrete meglio nella seconda parte le applicazioni che riguardano gli origami. La seconda parte, come già sapete, sarà tenuta dalla mia collega, la professoressa Alessandra Bianchi, scusate. In questa prima parte cercheremo di arrivare agli origami seguendo un po' un excursus storico. Allora, come avete capito, il tema è la geometria. Mi piace partire da una citazione. Questo qui è Cicerone. Vi leggo subito la traduzione in italiano della frase in latino. Presso di loro, cioè i greci, la geometria fu tenuta in somma considerazione. Questa mi serve come aggancio. Vedrete che nella seconda parte di questa presentazione tornerà Cicerone per concludere questa sua frase e farci capire qual è il seguito di questa considerazione. Allora, vediamo cosa succede un po' per quanto riguarda la geometria prima dei greci. Questa è una delle prime tracce, diciamo, le prime tracce archeologiche che riguardano in qualche modo la geometria. Si tratta di una moneta paleo-babilonese risalente a circa al 1800-1600 a.C. Quindi siamo più di 1000 anni prima di Pitagora e dei greci. Come si può intuire dalla figura, adesso vi faccio uno schema, e questa moneta riguarda la geometria, perché incisa su questa moneta troviamo un quadrato, delle linee e poi dei numeri in caratteri cuneiformi. Se andiamo a tradurre cosa ci dicono questi numeri, sul lato del quadrato troviamo scritto 30, sulla diagonale del quadrato 42,42 bla 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 bla, in sistema, ovviamente sapete che i babilonesi usavano un sistema a base 60, e sempre sulla diagonale, nella parte superiore della diagonale, troviamo quel numero 1414, lo riconoscete tutti, quel numero lì è un'approssimazione di radice di 2,
E quelle due misure indicano che se il quadrato ha una misura di 30, il lato del quadrato ha una misura di 30, la sua diagonale misura 42, bla 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 bla. Quindi questa è una delle prime testimonianze storiche che abbiamo di conoscenze legate al teorema di Pitagora, o perlomeno a un caso particolare del teorema di Pitagora. Vi faccio vedere subito un esempio preso dalle prove invalsi per la classe prima della secondaria di primo grado. Siamo nel anno scolastico 2012-2013, uno dei quesiti delle prove invalsi sostanzialmente riguardava la stessa questione. Il testo dice che abbiamo un ottagono e il protagonista sostiene che l'ottagono misura 8 cm. È segnata l'unità di misura di 1 centimetro. Questa affermazione è vera o falsa? Quindi sostanzialmente lo studente doveva sapere che se il lato del quadretto è di 1 centimetro, la diagonale non è di 1 centimetro. Cosa vi aspettate? Allora, questo è più o meno il diagramma a torta che riassume le risposte date dagli studenti. Secondo voi quale di queste parti rappresenta rappresenta le risposte corrette? Quale di questo settore circolare? Allora, le risposte corrette sono quello in marrone scuro. Quel settore circolare in viola, che corrisponde circa all'80%, sono le risposte errate. Come? Ok. Allora, questo è un esempio classico ovviamente di primo esempio di teorema di Pitagora. Se ci fate caso, se ci ricordiamo un attimo, è lo stesso tipo di esempio che compare in uno dei dialoghi di Platone, il Menone, che è il dialogo sulla conoscenza. Quindi qui abbiamo fatto un balzo in avanti, siamo nel periodo greco di cui vogliamo parlare anche. E lo stesso tipo di attività è proposta in un documento che è ancora valido, il famoso documento UMI 2001, che contiene diverse proposte per la scuola. Se una di queste proposte è esattamente ispirata al dialogo del Menone di Pitagora, e lo scopo è esattamente introdurre a questo primo caso del teorema di Pitagora e quindi al rapporto fra lato e diagonale di un quadrato. Vi riassumo brevemente il contenuto perché è simpatico e si può anche raccontare in classe. Allora, sostanzialmente il protagonista del dialogo, come sempre, è Socrate, il maestro di Platone, e il Menone è la ricca persona con cui Socrate sta discutendo di problemi legati a cosa è la conoscenza. Sostanzialmente il succo è che Socrate, o meglio l'autore Platone, vuole cercare di convincere il suo interlocutore che la conoscenza è qualcosa che ci portiamo dal mondo delle idee, eccetera, eccetera. Questo ci interessa poco, però come fa a convincerlo? Chiama lo schiavo di Menone e cerca di tirar fuori dallo schiavo, tramite la tecnica della maieutica, cerca di tirar fuori conoscenze riguardanti il teorema di Pitagora e lo invita a fare gli pone delle domande di questo tipo. Tu schiavo, sai cos'è un quadrato? Sì, certo, so cos'è un quadrato, bla bla bla. Gli fa fare magari un disegno e poi gli dice: schiavo, sapresti farmi un quadrato che sia il doppio del quadrato che avevi disegnato prima? Lo schiavo, come primo tentativo, fa un quadrato di lato doppio e allora è Socrate, che è il protagonista del dialogo, gli dice: no, guarda, in questo modo quello che hai costruito è 4 volte il quadrato di partenza, e a poco lo spinge a tracciare le diagonali e a ricavarsi 4 tesserine triangolari che messe assieme formano un quadrato che evidentemente per costruzione è il doppio del quadrato di partenza, perché il quadrato di partenza è fatto da 2 di queste tesserine o di queste piastrelle triangolari. Il quadrato che vedete qui messo, come direbbero i bambini, questo che è un rombo, perché quando un quadrato viene ruotato diventa magicamente un rombo. Questo rombo che vedete qui, fra virgolette, è fatto da 4 di queste piastrelle triangolari, quindi è il doppio rispetto al quadrato di partenza. Quindi questa è un'attività che ci viene, vi dicevo, è la stessa cosa che compare su quella moneta babilonese, ed è lo stesso tipo di attività che ci viene proposta ad esempio dall'UMI nelle attività sulla pubblicazione UMI 2001. Il documento UMI 2001 continua spingendoci a fare delle generalizzazioni, quindi a passare da quella configurazione, il quadrato in cui abbiamo disegnato le diagonali, a quest'altra configurazione che in realtà è una dimostrazione, anche fra virgolette dimostrazione, una prova, se volete, grafica del teorema di Pitagora nel suo caso più generale. Questa è una prova che conoscete tutti. I triangolini bianchi che vedete sono 4 copie del nostro triangolo.
messe in modo tale da formare una cornice che racchiude il quadrato costruito sull'ipotenusa. Dall'altra parte avete apparentemente, avete la stessa cornice esterna, le 4 copie del triangolo o rettangolo sono disposte in maniera diversa, questa volta le parti che rimangono in verde sono i quadrati costruiti sui 2 cateti. Quindi se immaginate le piastrelle bianche come messe all'interno di quella grande cornice quadrata esterna, qui come spazio vuoto rimane il quadrato costruito sull'ipotenusa, qui come spazi vuoti rimangono i 2 quadrati costruiti sui cateti. Questa è una dimostrazione famosissima, tanto famosa ad esempio che la ritroviamo in un famoso testo di Emma Castelnuovo. Questo non è proprio preso dal suo libro Geometria intuitiva, ma da un articolo, un metodo attivo nell'insegnamento della geometria intuitiva. Lei propone di lavorare con i ragazzi con questo tipo di dimostrazione grafica del teorema di Pitagora, e questa è la frase con cui lei si esprime. L'effetto di questo teorema di Pitagora riscoperto dai ragazzi nelle prime lezioni del corso di geometria è psicologicamente interessante. Accade all'allievo davanti alla rivelazione del teorema di Pitagora quello che avviene a uno di noi che si trovi davanti a un quadro meraviglioso, a uno spettacolo della natura insolito e suggestivo. È troppo grandioso. Quindi lei sostiene che con questo tipo di dimostrazione grafica in cui il teorema viene riscoperto dagli studenti, l'effetto emotivo che si ha è veramente grandioso. Per continuare su questa traccia, questo tipo di dimostrazione grafica del teorema di Pitagora, se volete, ha avuto una sua storia che ha avuto degli sviluppi in qualche modo veramente recenti. Siamo nel 1891, quando un appassionato di matematica, non era neanche un matematico di professione, Perigal, scopre che è possibile dimostrare il teorema di Pitagora per, come si dice in italiano, per decomposizione. Vi faccio vedere l'animazione con GeoGebra, è qualcosa che mi piace usare. Fra l'altro a Padova avremmo anche un GeoGebra Institute, di cui in teoria farei parte. Allora, sicuramente conoscete GeoGebra. Questa è una costruzione che ho fatto con GeoGebra ed è qualcosa che si potrebbe fare in classe perché è molto istruttivo arrivare a progettare un'animazione di questo tipo. Non so se è chiaro come è fatta questa decomposizione. Uno dei quadrati costruiti sui cateti viene tagliato in 4 pezzi, non lungo le sue diagonali, ma lungo delle linee che sono una parallela all'ipotenusa e l'altra perpendicolare all'ipotenusa. Ora non importa di preciso dove vengono fatte queste linee, possono essere fatte più o meno approssimativamente partendo dal centro oppure no. Quello di cui si è accorto Perigal è che questi 5 pezzettini che vedete, i 4 colorati qui e questo marrone dell'altro costituito dall'altro cateto, dal quadrato costruito sull'altro cateto, possono essere semplicemente spostati e semplicemente per traslazione possono essere rimessi assieme a formare il quadrato grande, quello costruito sull'ipotenusa. Quindi è una dimostrazione che dimostra che posso dividere in pezzi, quindi parla di equiscomponibilità, non più semplicemente di equivalenza. Mi dice che posso scomporre in pezzi uno dei quadrati costruiti sui cateti e usando anche l'altro quadrato, con questi 5 pezzi, ricomporre il quadrato costruito sull'ipotenusa, fra l'altro usando solo traslazioni nello spostare i pezzi. Quindi se ci fate caso, questo è rilevante per questi motivi che vi ho detto, ma anche perché è una scoperta molto recente, ma anche secondo me per un terzo motivo, che è una scoperta che non è fatta da un matematico professionista. È qualcosa di cui si è accorto giocando probabilmente con la carta, ritagliando, non so come, di cui si è accorto un appassionato di matematica. E la geometria in questo senso elementare, non la geometria accademica, diciamo, non la geometria algebrica o cose del genere, ma la geometria elementare è uno di quei pochi campi ancora in cui è possibile che un appassionato faccia delle piccole scoperte interessanti. Ok. Come potete immaginare, ogni volta che c'è una scoperta in matematica si apre un filone di ricerca. Ora, la prima cosa che cito in realtà è un po' anteriore, siamo nel XVIII secolo, però tutta una serie di domande che riguardano, ma allora è sempre possibile decomporre 2 figure che hanno la stessa area negli stessi pezzi? O detto in un altro modo, se ho 2 figure con la stessa area, 2 figure equivalenti, c'è sempre un modo per decomporre la prima figura e con i pezzi riassemblati formare la seconda? Ora, nel caso generale la risposta sarà no, ma nel caso dei poligoni questo è vero e questa risposta si sa dal XIX secolo. È vero, se volete adesso vi faccio vedere un'animazione. Problema di Hilbert, conoscete la famosa lista dei problemi di Hilbert 1900?
Il terzo problema della lista è se la stessa cosa vale per i poliedri nello spazio. Se ho due poliedri con lo stesso volume, è possibile tagliarli negli stessi pezzi? La risposta qui invece è stata negativa. Nello stesso anno un suo allievo ha trovato un controesempio e ha fatto vedere che non è possibile. Ci sono almeno due poliedri. Poliedri vuol dire, diciamo, solidi, le cui facce sono poligoni, eccetera, eccetera. Ma potete immaginare che ci si è posti, questo è quello che ovviamente hanno fatto i matematici professionisti dopo, ci si è posti domande equivalenti. Questo che qui viene chiamato il problema della quadratura del cerchio di Tarski è se è possibile decomporre un cerchio in pezzi e riassemblarli in modo tale da formare un quadrato. Sorprendentemente la risposta è molto variegata. Nel 63 è stato dimostrato che è impossibile farlo in pezzi concreti, diciamo così, usando le forbici. Ovviamente si può dare una definizione precisa di cosa si intende. Nel 1990 è stato dimostrato che sì, comunque si possono decomporre in pezzi strani, e la dimostrazione usava l'assioma di scelta, che se avete un po' sentito parlare di fondamenti della matematica è un segnale che vi dice che probabilmente quella cosa non si potrà fare costruttivamente, invece no, nel 2017, 3 anni fa, hanno dimostrato che comunque è possibile trovare un algoritmo di decomposizione che sia costruttivo. Ok? Quindi solo per farvi vedere, allora vi faccio vedere l'animazione, che anche una scoperta di un matematico non professionista può portare a un filone di ricerche poi serie della matematica, diciamo, quella seria, diciamo. E qui vi faccio vedere semplicemente un software che si potrebbe usare anche in classe, l'avevo già aperto, che vi fa vedere come due qualsiasi poligoni con la stessa area possono essere tagliati negli stessi pezzi. Allora il software vi permette di disegnare anche, di partire da poligoni che abbiano aree diverse, poi si arrangia lui a fare delle similitudini. Quindi il software, per la prima cosa, siccome probabilmente avrò disegnato poligoni con aree diverse, farà delle similitudini, li porterà ad avere la stessa area e poi li decomporrà negli stessi pezzi. E questa animazione usa esattamente il teorema astratto. Quindi prima ci si riduce al caso del rettangolo e poi dal rettangolo si torna indietro e si ottiene per triangolazione, diciamo, si ottiene l'altro poligono. Quindi i due poligoni vengono triangolati e si passa dalla figura intermedia del rettangolo. Ok, questo vi dicevo, qualcosa che si potrebbe fare vedere, è un teorema, diciamo, famoso, porta 3 nomi come al solito perché è stato scoperto in maniera indipendente da vari autori. Questo, ora non so mai come si pronuncia, Bolyai, non è il Bolyai delle geometrie non euclidee, è il padre del Bolyai delle geometrie non euclidee. Ok, allora facciamo un esempio molto semplificato che comunque è qualcosa che possiamo fare in classe. Ci capita di parlare delle aree, delle formule delle aree dei poligoni. Ovviamente, non so, partiamo tutti dall'area del rettangolo. Anche quella andrebbe giustificata, si possono fare infinite discussioni su come giustificare l'area del rettangolo. Poi, ad esempio, sappiamo tutti che possiamo ridurre il caso del triangolo a quello del parallelogramma. Un modo immediato è immaginare di avere un triangolo, raddoppiarlo e costruire con 2 copie del triangolo, costruire un parallelogramma e quindi ridurre l'area del triangolo a quella del parallelogramma. E si capisce così che l'area del triangolo è come quella del parallelogramma, base per altezza, però diviso 2. Oppure, questo ve lo faccio vedere perché lo faccio vedere ai miei studenti di scienze della formazione primaria, rimangono sempre scioccati, mi dicono sempre che non l'hanno mai visto. È possibile anche ridurre il caso del trapezio ai casi precedenti. Il trapezio posso, per decomposizione, trasformarlo in un triangolo. In che modo? Non so se adesso sono a favore di telecamera. In che modo? In modo tale che la base diciamo così, la base minore, quando faccio questa trasformazione si aggiunge alla base maggiore e quindi ottengo un triangolo in cui la base adesso è la somma delle 2 basi e l'area è la somma delle 2 basi per l'altezza che è rimasta invariata diviso 2, ok? E ci si può ridurre al caso del triangolo al caso del parallelogramma. Un esempio che volevo farvi vedere è una cosa che sembra banale. Il parallelogramma lo posso ridurre al caso del rettangolo? Voi subito probabilmente mi direte sì, che cosa ci vuole, traccio una delle altezze, mi viene fuori un triangolino, lo sposto dall'altra parte, ottengo un rettangolo. Ma ci avete mai provato a fare questo tipo di ragionamento quando il parallelogramma è, diciamo così, di questo tipo strano, in cui la base è molto piccola e quando tracciate l'altezza andate a finire fuori? Quindi
Come si fa in questi casi? C'è una risposta, diciamo, un po' furbetta, e vabbè, lo giro dall'altra parte, uso come base, mi è concesso usare come base solo il lato più grande. Però è una risposta che non è del tutto corretta matematicamente, perché io potrei scegliere di usare come base del parallelogramma anche il lato più piccolo, chi me lo vieta. Okay? Come si fa in questo caso a ridurre o a trasformare quel parallelogramma in un rettangolo? Ci sono ovviamente varie risposte, se andate a guardare il teorema generale vi dice l'algoritmo su come fare, triangolare, eccetera. Io ho pensato, quando pensavo a questa conferenza, al modo più intuitivo, più semplice in cui si potrebbe fare una cosa del genere. E allora vi faccio vedere un modellino, spero che non faccia troppo ridere. Il modellino è ispirato a un oggetto della vita quotidiana. Parlerò fra poco un po' di più di questi oggetti della vita quotidiana che possiamo usare nella didattica, che spesso li chiamiamo artefatti culturali. Ora, questo artefatto culturale fa un po' sorridere, però in quei momenti di riflessione, non so se vi è capitato di guardare questo artefatto culturale, per come è costruito, lui evidenzia delle linee sulla superficie del cilindro. Fra l'altro, se si potrebbe anche fare una considerazione del genere, queste linee sono delle geodetiche sulla superficie del cilindro, cioè se voi lo aprite, questi risultano dei tratti rettilinei, che nel caso del cilindro va bene come esperimento. Ora, cosa succede? Poi se provate a seguire queste linee e aprite la figura che ottenete è un parallelogramma di questo tipo. Ora, cosa vi dice questa costruzione? Vi dimostra che potreste immaginare di prendere il vostro parallelogramma, arrotolarlo seguendo come circonferenza di base la misura, come circonferenza, diciamo, di base del cilindro, la misura del lato del parallelogramma, arrotolarlo in modo da formare un cilindro. E questo ci avvicina alla soluzione del nostro problema. Il cilindro poi lo posso trasformare in un rettangolo? Beh, non ci vuole niente, basta aprirlo e tagliarlo. Quindi questo vi dà un algoritmo, se volete, semplice però, ed è molto lontano da una dimostrazione formale, ma un algoritmo facile per prendere un parallelogramma, trasformarlo in un cilindro, poi tagliare il cilindro e trasformarlo in un rettangolo. Quindi potete immaginare cosa succede dal punto di vista del cilindro, sostanzialmente dal punto di vista del parallelogramma. Sostanzialmente quello che stiamo facendo è di ritagliarlo non più in un solo pezzo, ma in tanti pezzi che hanno tutti, lo si capisce meglio da qua, nel momento in cui avete ottenuto un rettangolo, i pezzi originari li ritrovate seguendo le linee. Quindi lo state tagliando in tanti pezzi, tutti della larghezza della base del parallelogramma. Quindi alla fine si può, diciamo, riscoprire qual era l'algoritmo che ci stava dietro. Ok, questo un esempio, secondo me, dovrebbe servirci per parlare di due cose. Uno, dell'uso di questi, chiamiamoli artefatti culturali, cioè le cose costruite dall'uomo. Possiamo fare geometria con non solo ciò che troviamo nella natura, diciamo, ma soprattutto con ciò che l'uomo ha costruito. E poi come la carta di per sé, al di là degli origami, di per sé offra una varietà di spunti per lavorare sulla geometria. Ok, questo è più o meno quello che vi ho fatto vedere, quindi come trasformare un parallelogramma in un cilindro e poi al cilindro a quel punto lo si taglia e lo si trasforma in un rettangolo. Ok, continuiamo un po' con la nostra storia della geometria. Siamo partiti dalla moneta babilonese, questo è un altro dei più famosi documenti sulla geometria pre-greca, è quello che si chiama il papiro di Rind, ritrovato da questo archeologo inglese Rind. Quello che mi piace sempre notare su questo papiro, è datato circa il 1650 a.C., mi piace immaginare la faccia di questo archeologo, trova questo papiro, cosa pensa? Prima ancora di mettersi a decifrare il geroglifico che ci sta sopra, pensa, vabbè, questo è un testo di geometria. Da cosa lo capisce? Dalle figure, dai triangoli che ci sono disegnati. Faccio vedere un esempio tratto dal papiro. Il papiro sostanzialmente è una collezione di problemi. Questo è uno dei problemi riportati dal papiro, tradotto in italiano ovviamente. C'è un campo circolare che ha un diametro di 9 ket era l'unità di misura della lunghezza. Qual è la sua area?
E il papiro propone di procedere in questo modo. Togli un nono dal diametro, cioè un ket, ti restano 8 ket, moltiplica 8 per 8, ottieni 64. Ok, grazie. Ottieni 64, l'ammontare dell'area è quindi 64 setat, che è l'unità di misura, corrisponde a un ket al quadrato. Quindi, come vedete, è lontano ovviamente dal fornire una dimostrazione esatta dell'area, lavora non su una regola generale ma su un esempio numerico concreto e fornisce soltanto un'approssimazione che senza nessuna giustificazione. Quindi immaginate, per essere impressa su un papiro, questa doveva essere il massimo della cultura, diciamo, geometrica in qualche forma egiziana, quindi siamo lontani dalla formalizzazione e dalla sistematizzazione assiomatica che vedremo poi con Euclide. La geometria di Euclide invece sistemazione ipotetico-deduttiva, tutto è dedotto, giustificato, dimostrato a partire da poche e semplici, fra virgolette, poi ci si potrebbe ragionare su ipotesi, assiomi e postulati. Quindi completamente diverso da tutto ciò che lo precede. Allora, un altro esempio di geometria diciamo diversa da quella dell'antica Grecia. Questo è un documento cinese, quello che vedete è del datato circa V-III secolo a.C. Sapete di cosa parla? Più pallida idea qualche idea? Probabilmente parlerà di matematica, altrimenti non ve lo facevo vedere, però non abbiamo molta idea non riusciamo a farci un'idea precisa del contenuto se non traduciamo quello che c'è scritto. In realtà questo è l'argomento di questo documento, è quello che adesso noi chiamiamo il teorema cinese del resto, che riguarda le congruenze. Invece vi faccio vedere un altro documento, ancora più antico, la stesura va dall'11° al III secolo, non si sa bene. Questo documento è sempre cinese, contiene sempre caratteri cinesi, però qui abbiamo un'idea molto chiara di quello di cui sta parlando il documento. Sostanzialmente immaginiamo che sia una dimostrazione del teorema di Pitagora, siamo sempre lì. Quindi la geometria ha questo carattere, a differenza del resto della matematica, fa un uso essenziale delle immagini. Ora, questo è stato formalizzato in maniera, secondo me, molto molto chiara dallo psicologo Ephraim Fishbane. Ora, non so se riuscite a leggere, cerco di farvi una traduzione al volo. Allora, lui è famoso per aver introdotto questa nozione di concetti figurali. Lui dice, questo è l'abstract del suo primo lavoro, dice: la tesi principale del presente lavoro è che la geometria ha a che fare con entità mentali, le cosiddette figure geometriche, che possiedono allo stesso tempo caratteri concettuali ma anche figurali. Una sfera geometrica, per esempio, è un'idea astratta, scusate, è un'entità ideale, astratta, formalmente determinabile, come ogni altro concetto, come ogni altro genuino concetto, ma allo stesso tempo possiede proprietà figurali, prima di tutte la sua forma. L'idealità, la perfezione assoluta di una sfera geometrica non si possono trovare nella realtà. In questa simbiosi fra concetto e figura, come si rivela nelle entità geometriche, è la componente dell'immagine che stimola nuove direzioni di pensiero, ma sono i vincoli logici e concettuali che controllano il rigore formale del processo. Abbiamo chiamato le figure geometriche concetti figurali a causa di questa loro doppia natura. L'articolo, vabbè, analizza, sì, forse è meglio leggerlo, l'articolo analizza la tensione interna che si può manifestare nei concetti figurali a causa di questa doppia natura e quali sono le implicazioni didattiche e gli aspetti di sviluppo, eccetera. Cioè, quello che sostiene l'autore è che le figure geometriche, come abbiamo visto, la geometria in generale, ha a che fare con queste entità che lui chiama concetti figurali, che sono le figure geometriche, e delle due componenti, quella figurale
e quella concettuale, le due componenti sono come due facce della stessa medaglia, hanno importanza diversa. La componente figurale è quella che stimola il nostro pensiero, le nostre intuizioni, è quello che ci fa intuire delle proprietà. La componente concettuale, quella legata al ragionamento, al pensiero, alla logica, è quello che ci fa poi arrivare a delle dimostrazioni e quindi quello che ci dà poi il controllo formale sull'intuizione. Ma nessuno dei due aspetti può essere trascurato. Questa è un'altra citazione di un matematico famoso che riguarda la geometria, in cui vedete che lui insiste su questo aspetto figurale. La geometria ha a che fare con quelle branche della matematica che sfruttano, diciamo così, l'intuizione visiva, che è quella più dominante dei nostri sensi, e questa intuizione visiva viene usata per ricordare teoremi, per capire le dimostrazioni, per ispirare congetture, per percepire la realtà e per dare suggerimenti globali o direzioni di ricerca globali. Quindi quando si ha a che fare con la geometria viene spesso sottolineato questo aspetto intuitivo che è legato agli aspetti figurali, al senso della vista in ultima analisi. Ok, quindi questo ci porta dritti a riflettere sui legami fra geometria e realtà. Quindi ciò che percepiamo con i nostri sensi, soprattutto la vista, è la geometria. La geometria in qualche modo si collega in maniera più stringente alla realtà rispetto ad altre branche della matematica. Tant'è che alcuni matematici famosi, il primo che vedete è Federico Enriquez, sostenevano, e la stessa cosa più o meno la si trova in Einstein, che la geometria è il primo capitolo della fisica, quindi è tanto legata alla realtà che la si potrebbe immaginare quasi come una branca della fisica. La seconda citazione è di Giovanni Prodi. L'insegnamento della matematica non può prescindere dal rapporto con la realtà. Volevo approfondire un po' come spunto il pensiero di Prodi. Questo è scritto questo è tratto da un suo scritto sull'epistemologia della matematica. Leggiamolo velocemente assieme. Riflette sui legami della matematica con la realtà, in particolare della geometria. Non si può negare che nelle costruzioni matematiche sia contenuto un filo di realtà, un filo sottile e invisibile, ma di acciaio. Come spiegare che la matematica è lo strumento principale di indagine scientifica della realtà, se non facendo ricorso a questo filo? Ora lui si lamenta del fatto che si è prodotta invece una didattica orientata fortemente verso l'astrazione e l'assiomatizzazione, di ispirazione prevalentemente bourbachista, quindi una didattica è un'impostazione matematica che ha in qualche modo privilegiato l'aspetto astratto rispetto all'intuizione. Questa concezione era la conseguenza della separazione della matematica dalla realtà. Lui dice, forse va bene questo a livello di ricerca matematica, ma l'insegnamento della matematica non può prescindere dal rapporto con la realtà, non solo e non tanto per le applicazioni, quindi lui non sta pensando alle applicazioni della matematica, ma più che altro per le radici stesse della matematica che affondano nella realtà. Se nella geometria si vedono solo i risultati formali finali, se per dirla alla Hilbert la geometria potrebbe trattare di tavoli, sedie e boccali di birra, se la si pensa così, quindi si guarda solo agli aspetti formali, finali, e non allo sforzo di descrivere lo spazio che ci circonda partendo dall'esperienza, allora possono avere ragione coloro che riducono la geometria a un sistema formale privo di significati. Lui, per ritornare alla citazione di prima, dice: ritengo che avesse ragione Enriquez nell'affermare che la geometria invece va vista come il primo capitolo della fisica. Ora, piccole riflessioni, spero di non divagare troppo, di non risultare troppo astratto, però queste riflessioni sulla doppia natura della matematica e della geometria in particolare le troviamo anche nei documenti ufficiali. Questo è tratto dalle linee guida dal quadro di riferimento dell'Invalsi, quello pubblicato nel 2017. Trovate una frase di questo tipo: la matematica come disciplina ha sempre coinvolto due aspetti strettamente legati fra loro. Uno rivolto, diciamo così, al mondo concreto, alla modellizzazione, alle applicazioni per leggere ed interpretare la realtà, risolvere problemi della vita concreta. E piccola parentesi, questo lo trovate come giustificazione all'importanza della matematica quando in tutte le interviste ai matematici. Vi faccio l'esempio di Figalli, vincitore della medaglia Fields nel 2018. A una domanda su qual è l'importanza della matematica, la risposta spesso va nel senso delle applicazioni della matematica. Quindi senza la matematica non ci sarebbe la tecnologia sostanzialmente, non ci sarebbero le applicazioni, neanche le applicazioni mediche della tecnologia.
L'Invalsi, cioè il quadro di riferimento dell'Invalsi, ci fa riflettere però che c'è anche un altro aspetto della matematica. L'altro aspetto è quello rivolto allo sviluppo interno, alla riflessione e alle speculazioni sugli stessi prodotti culturali dell'attività matematica. Ora, questo divario fra matematica perché è utile, matematica applicata o matematica come astrazione, come parte dell'attività culturale dell'uomo, la trovate da sempre. Questo è forse un esempio un po' estremo, due posizioni completamente contrapposte. Luigi Cremona: la matematica non deve considerarsi come un complesso di cognizioni utili in sé perché applicabili ai bisogni della vita, ma principalmente come un mezzo di cultura intellettuale. Dall'altro lato, Benedetto Croce, oppure se volete Gentile, la riforma Gentile, che è sostanzialmente il stesso ambiente culturale, la scuola ha il compito di formare lo spirito. A questo compito non può compartecipare la cultura scientifica, che è meramente tecnica. Quindi da un lato, diciamo, questi due aspetti della matematica, astratto e concreto, hanno portato a queste posizioni estreme. Chi vede solo l'aspetto intellettuale, l'aspetto culturale, e chi dall'altro riduce la matematica a una collezione di strumenti tecnici. Ok, questo mi fa ritornare alla citazione di partenza, perché come continuava questa frase di Cicerone che vi avevo citato all'inizio, diceva: presso i greci la geometria fu tenuta in somma considerazione, noi invece, si riferisce ai romani ai suoi contemporanei, limitiamo quest'arte alla sola utilità del misurare e del contare. Quindi Cicerone stesso ci avverte di questa dicotomia: da un lato la geometria o la matematica in generale come parte della filosofia, dall'altra vista semplicemente come strumento per le applicazioni pratiche. Ok, allora uno sguardo veloce alla normativa, vedete che questa tensione la ritroviamo un po' in tutta la normativa. Qui siamo all'indomani della nascita della scuola media unica. I primi programmi della scuola media unica sono i programmi del 63. La matematica mira al comune intento formativo della scuola media. L'astrazione matematica è una delle più rigorose forme di penetrazione logica e di dominio costruttivo della realtà, una delle frasi più forti che ho mai visto nella normativa. Gli alunni vanno progressivamente condotti a trarre dal vivo delle esperienze personali questioni e impostazioni astratte. Nella terza classe si cercherà di iniziare gli alunni, ove ne presenti l'opportunità, alle considerazioni di qualche trasformazione geometrica. Perché ho voluto mettervi questa frase? Perché vedrete che le trasformazioni geometriche, in particolare le simmetrie, salteranno fuori quando parleremo di origami. Potrei anche saltare questa slide sulla normativa per farvi vedere comunque che c'è sempre questa dicotomia fra applicazioni e teoria. Ad esempio, i programmi del 79, fra i suggerimenti metodologici, proponevano attività di laboratorio, matematizzazione di fenomeni reali. Stessa cosa la si può evidenziare nei programmi della scuola elementare. Questa citazione è presa dai programmi dell'85. Sapete che dietro i programmi dell'85, almeno per la parte di matematica, c'era Giovanni Prodi, che abbiamo già citato. L'educazione matematica contribuisce alla formazione del pensiero, però mi piace questa frase centrale: non è possibile giungere all'astrazione matematica, quindi l'astrazione come risultato finale, non è possibile raggiungerlo senza percorrere un lungo itinerario che parte dall'osservazione della realtà, passa dalla matematizzazione, la risoluzione dei problemi, la conquista dei primi livelli di formalizzazione. Sostanzialmente ci dice: non abbiate paura di usare l'intuizione, di usare dimostrazioni ad esempio grafiche come quelle che abbiamo visto prima, che sono lontane dalle dimostrazioni formali di Euclide o di Hilbert. Per finire arriviamo alle indicazioni in vigore, le indicazioni nazionali del 2012. Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone. L'espressione più felice delle indicazioni probabilmente è questa, che la matematica riesce a mettere in stretto rapporto il pensare e il fare. Quindi si cerca di arrivare, diciamo così, ad una sintesi fra l'astratto e il concreto, fra gli aspetti più formali della matematica e gli aspetti più intuitivi, più concreti. Come esempio di questa sintesi fra teoria e pratica, se volete, mi piace tornare ai greci e citare Archimede di Siracusa. Quindi nei suoi scritti troviamo un delicato e complicato intreccio fra teoria e applicazioni, se volete anche applicazioni belliche,
E la cosa simpatica è che alcuni risultati sono ottenuti con metodo meccanico, cioè lui sfrutta il suo principio della leva, ad esempio per calcolare per la prima volta il volume di una sfera. Lui calcola il volume di una sfera immaginando di tagliarla in fettine, quindi se volete anticipando anche il calcolo infinitesimale in qualche senso, però immaginando di tagliarla in fettine e poi di metterlo in equilibrio con un cilindro ed un cono come mostrato in quella figura. Ora non vi sto a fare la dimostrazione, ma la cosa bella è che noi conosciamo i contenuti del metodo, li conosciamo da un ritrovamento abbastanza recente, perché avevamo tracce del metodo meccanico di Archimede riportate da altri. La scoperta è avvenuta qualche anno fa su una pergamena che era stata grattata, come usavano farla, sopra la pergamena erano state scritte preghiere, insomma era diventato un testo sacro. Di recente è stato scoperto che sotto quel primo strato sotto c'era una versione del metodo meccanico di Archimede, e quindi abbiamo scoperto non solo cosa che sapevamo, che Archimede ha scoperto il volume della sfera, ma abbiamo anche capito come ci è arrivato, usando ad esempio il suo principio della leva. Ora non posso farvi vedere, anche se sarebbe bello farlo a scuola, non posso darvi un'idea velocemente di come ha fatto, però posso farvi un esempio molto più elementare in cui si capisce qual è la potenza di questo tipo di ragionamenti. Quindi faccio l'esempio del baricentro di un triangolo. Immaginate di voler determinare il baricentro di un triangolo. Voi potete immaginare che la massa, diciamo così, o l'area se vi piace, del triangolo sia suddivisa in maniera uguale, sia suddivisa sui suoi vertici, quindi ci sia un vertice che abbia un terzo della massa, l'altro vertice un terzo della massa e così via. Allora, in che modo potete usare la leva per determinare il baricentro? Cominciamo dai primi due che stanno su questo lato, diciamo qui sulla base, per capirci. Qual è il baricentro? Ignorate per un attimo il vertice che sta in alto. Qual è il baricentro fra questi primi due? Beh, hanno la stessa massa. Il principio della leva ci dice che il punto di equilibrio dovrebbe essere in mezzo, e quindi questo sistema equivale a cancellare quei due punti e a tenere soltanto un punto in mezzo, esattamente nel punto medio, che abbia però in cui si concentra tutta la massa che stavamo considerando, quindi un terzo e un terzo, i 2/3 della massa. Adesso il sistema si è ridotto a questo: un punto materiale che ha una massa di 2/3 e un punto, l'altro vertice che era rimasto, che ha la massa di 1/3. Dov'è il punto di equilibrio fra questi due? Per il principio della leva, il punto di equilibrio deve essere fatto in modo che il prodotto fra, non so come lo insegnate, però che il braccio di potenza per la potenza deve essere uguale al braccio della resistenza per la resistenza. Quindi siccome questa massa è 2/3 e questa è 1/3, questa massa è il doppio, il punto di equilibrio deve trovarsi non a metà strada. Dovete immaginare di dividere il segmento in 3. Il punto di equilibrio è più vicino alla massa più pesante, in modo tale che il braccio, quello verso la massa più pesante, sia la metà del braccio che va verso la massa più leggera. E quindi avete scoperto in pochissimi passaggi tantissime cose. Intanto che il punto di equilibrio sta su questa linea chi è? È la mediana. E se ripetete il ragionamento sull'altro lato, sugli altri lati, avete scoperto che il punto di equilibrio sta sulle 3 mediane, che fra l'altro vi dice che le 3 mediane quindi devono passare per lo stesso punto, cosa che non è ovvio. E in più vi dice dove si trova sulle mediane. Il baricentro si divide le mediane nel rapporto che sappiamo. Ok? Quindi in questo modo è chiaro che non è una dimostrazione geometrica, è chiaro che non è una dimostrazione alla Euclide, è una dimostrazione all'Archimede, cioè una dimostrazione che usa nozioni fisiche per arrivare al risultato geometrico. Ok, quindi sostanzialmente il percorso che stiamo facendo, siamo partiti dalla geometria, abbiamo visto che ha un legame con la realtà. Questo, in maniera diciamo logica, dovrebbe portarci a pensare a realtà allora tridimensionale. Da un po' di anni diverse proposte, cerco di farlo anch'io con i miei studenti, cercano di far capire che, visto che la geometria ha questo legame forte con la realtà, sarebbe opportuno partire dagli aspetti tridimensionali della geometria, che sono quelli più vicini alla realtà. Anche qui è chiaro che si crea un divario con un'impostazione formale, perché dal punto di vista astratto formale
la geometria tridimensionale è più difficile di quella bidimensionale e ha bisogno di risultati bidimensionali per andare avanti. Però da un punto di vista intuitivo, in qualche modo ha senso, soprattutto alla primaria, ma anche alla secondaria di primo grado, partire dalla geometria dello spazio in qualche forma e fare una specie di percorso che vada, diciamo, una specie di tesi, antitesi, sintesi, che parta dalla geometria dello spazio, ne faccia evidenziare gli aspetti bidimensionali, quindi ad esempio partire da un parallelepipedo, poi arrivare alle figure piane come elementi del parallelepipedo, quindi vedere le figure piane come elementi che costituiscono le figure solide, oppure vedere i casi piani come casi limite di figure solide. In qualche modo poi, nel momento in cui si raggiunge una trattazione più astratta, formale, lavorare sulla geometria del piano, per poi ritornare con gli strumenti acquisiti, gli strumenti più astratti acquisiti, ritornare alla geometria dello spazio facendo tesoro degli strumenti acquisiti nella geometria piana. Però il primo passaggio dovrebbe essere dalla geometria solida, intuitiva, il più intuitivo possibile, alla geometria del piano. Allora, per questo motivo ha senso partire da primi esperimenti con la geometria dello spazio. Qui non so se avete capito cosa volevo dirvi, visto che mi sono appassionato a questo artefatto culturale che già di per sé è un solido, volevo raccontarvi la storia di come è nata, non so se si può fare pubblicità, però c'è una famosa ditta che si occupa di packaging, che si chiama Tetra Pak, che la conosciamo tutti. Il nome viene proprio dalla parola greca tetraedro. Tetraedro è un solido. Perché viene da quello? Perché questo è un ingegnere della Tetra Pak e sono stati i primi a concepire i pacchetti a forma di tetraedro. Per esempio le prime confezioni del latte, no, fatte a forma di tetraedro. Ma come venivano costruiti in maniera industriale questi pacchetti? Semplicemente un cilindro di carta veniva dalla macchina schiacciato in questa direzione e poi nell'altra direzione, e se fate così e lo fate con una certa cura, la figura che vi si forma quando eliminate poi la parte in eccesso, la figura che vi rimane formata in questo modo è un tetraedro. Cioè, cos'è un tetraedro? Immagino che lo sappiate. Un tetraedro è quella figura solida, quel poliedro formato da 4 triangoli equilateri, 4 facce che sono triangoli equilateri tutti uguali. Ok? Quindi questo è solo per un esempio di attività che si possono fare che riguardano la geometria solida, che hanno a che fare con la manipolazione, quindi non hanno a che fare con uno sviluppo formale, astratto della disciplina, ma con una manipolazione che parta da materiali concreti che per loro natura sono tridimensionali. Quindi questo vi porta in maniera naturale ad una serie di attività. Qui andrei veloce perché sicuramente se avete seguito qualche corso di aggiornamento sapete cos'è la caratteristica di Eulero. Quindi se prendete un qualsiasi poliedro, ora se volete riflettiamo un attimo su qualsiasi, e fate il conto degli spigoli, fate il conto delle facce, fate il conto dei vertici, semplicemente contando, non c'è coinvolta nessun'altra competenza di tipo matematico, semplicemente contando vi accorgete che il numero di spigoli è uguale al numero di facce più il numero di vertici meno 2. Ora, sorprendentemente, di questa cosa se ne è accorto Eulero, siamo nel XVII secolo, giusto? E come mai i greci non si erano accorti di questa cosa? Questo non lo sappiamo. Però è una scoperta che può essere fatta da qualsiasi bambino che abbia a che fare dei modellini tridimensionali. Quello che possiamo fare un attimo, riflettere noi un attimo assieme, è quali sono i limiti, diciamo, di questa formula qui. Per cosa vale? Per tutti i poliedri, per tutti i solidi, per cosa? Allora, spesso vi viene detto che se ci si limita ai poliedri convessi, questa cosa qui è vera ed è senz'altro giusto, vale per la classe dei poliedri convessi, però se fate una prova, vale anche per poliedri tipo questi, tipo a stella, che non sono convessi, sono concavi, hanno delle punte, vale lo stesso. Invece per cosa non vale? Ad esempio, se fate il calcolo di numero di spigoli, numero di facce e numero di vertici di questo solido qui, non vi quadra, la formula risulta sbagliata. Perché? Perché questo non è un poliedro, anzi è uno degli esempi che dovremmo fare per spiegare cosa intendiamo per poliedro. Perché questo non è un poliedro? C'è una faccia che è questa cornice che vedete qui,
questa che gira tutto attorno, che non è un poligono, è una corona poligonale, non so come si potrebbe chiamare, è qualcosa che si ottiene da un poligono togliendo un altro poligono. Quello non è un poligono, questo non è un poligono, quindi questo solido non ha tutte le facce che sono poligoni, e quindi non è un poliedro. Se fate il calcolo, la formula non viene verificata. Ma ci sono altri casi in cui la formula non viene verificata. Ad esempio, questa figura qui, non so perché è venuta rosa, shocking, vabbè, bene lo stesso. Questa qui invece ha le facce che sono dei poliedri, dei trapezi, dei rettangoli, scusate, ha le facce che sono dei poligoni, quindi si tratta di un poliedro. Però anche qui, se fate il calcolo, c'è qualcosa che non funziona. Il numero di spigoli vi viene uguale al numero di facce più il numero di vertici. Dov'è il problema? Potreste dire, vabbè, questa è concava ovviamente, non è convessa, ok, però vi ho fatto vedere che ci sono dei casi di poliedri concavi in cui la formula invece funziona. Qui la differenza è che c'è una cavità, c'è un buco, e potete fare la prova a vedere che tutti i poliedri che costruite con un buco hanno tutti questa caratteristica, che gli spigoli, il numero di spigoli è uguale al numero di facce più il numero di vertici, scompare quel meno 2. E poi se costruiamo, potete immaginare più o meno che si possa fare, poliedri con 2 buchi avranno un'altra relazione. Quindi la caratteristica di Eulero ci si è accorti dopo che è una di quelle proprietà topologiche, cioè va a guardare solo il numero di buchi dei poliedri. Ok. A questo punto volevo continuare un attimo con Eulero. Quindi, scusate, poco fa ho detto XVII secolo, siamo nel XVIII secolo. Eulero, in qualche modo, era uno di quelli che non si accontentava di trasmettere il sapere allora conosciuto, e probabilmente si poneva delle domande che gli altri non si erano posti, perché è famoso per una quantità smisurata di risultati matematici. Dal punto di vista della geometria, un altro suo contributo è quello di aver scoperto questa che porta il nome di retta di Eulero. Probabilmente anche in questo caso ne avrete sentito parlare. Anche qua mi serve un attimo GeoGebra. Allora, perché ve ne voglio parlare? Perché a differenza del caso di poco fa, dove bastava contare, questo risultato della retta di Eulero è una di quelle attività che possiamo fare adesso, ma lo possiamo fare perché abbiamo strumenti software tipo GeoGebra o qualsiasi altro software di geometria vi piaccia. Perché cosa dice questo risultato di Eulero? Dice che se voi partite da un triangolo qualsiasi, in questo caso ne ho disegnato uno particolare solo per intuire che almeno in questo caso il risultato vale, e cominciate a disegnare una serie a disegnare i punti notevoli. E in questo caso con G il baricentro. Troppo piccolo, vero? Provo... non si leggono le lettere. Legge? Va bene, ok. Quindi con G è il baricentro. O è il centro della circonferenza circoscritta, cioè il circocentro. Quell'H che vedete in alto è il punto di incontro delle altezze. Questo che ho disegnato è un triangolo rettangolo, quindi le altezze sono il punto si incontrano nel punto in comune fra i cateti. E ho disegnato per completezza, insomma, anche questo punto I che è l'incentro, cioè il centro della circonferenza inscritta. Allora, Eulero si è accorto, come potete vedere in questo caso, che questi punti sono allineati, però non tutti come in questo caso particolare. In generale, l'incentro non è allineato con gli altri, ma H, l'ortocentro, G, il baricentro e O, il circocentro, sono sempre allineati. E questo non solo in un triangolo rettangolo, come potete vedere qua, ma in realtà in un triangolo, fatemi cancellare ciò che non mi interessa, in un triangolo qualsiasi, anche ottusangolo. Ora qui non si è perso H, è andato a finire qui. H, G e O sono sempre allineati. L'incentro invece in generale no. Ok? Anzi, si può vedere che l'incentro è allineato con gli altri solo nel caso dei triangoli isosceli. Ok? Ora, avendo a disposizione un software come GeoGebra, questo è qualcosa che possiamo fare, io ci ho messo forse 15 secondi a farvelo vedere, è qualcosa che possiamo fare in 15 secondi. In 15 secondi possiamo cambiare la forma a questo triangolo in tantissimi modi e accorgerci che sembra sempre funzionare quella congettura che avevamo fatto. Quindi è qualcosa che possiamo far vedere. Chiaramente
siamo lontani dal fornire una dimostrazione formale. Se voi mi chiedete qual è, c'è una dimostrazione formale di questo fatto? Certo che c'è, ma la dimostrazione formale non è a livello di scuola secondaria di primo grado. Mentre la scoperta di questo risultato, usando diciamo questo strumento, questo artefatto che è GeoGebra o un software geometrico, la scoperta di questo fatto è alla portata di tutti. La giustificazione del perché no. Se volete, questo fa nascere una problematica un po' più profonda. Uno studente che ha a disposizione un software di questo tipo, che quindi in una frazione di secondo riesce a verificare se una certa cosa vale oppure no, e ci crede, penso che ci credete tutti dopo averlo visto, ha ancora bisogno di una dimostrazione, no? Un'esperienza pratica di questo tipo con GeoGebra sembra indebolire ancora di più, è già tanto debole, il bisogno di uno studente di cercare una dimostrazione formale. Questo è un rischio, perché una simulazione di questo tipo in qualche modo convince molto di più rispetto a una dimostrazione formale che spesso non viene capita. Ok, volevo semplicemente finire questo filone raccontandovi, per ritornare a quello che dicevo all'inizio su Perigal, quindi matematici non professionisti che possono scoprire qualcosa di nuovo, raccontarvi la storia di questo punto di Exeter. Siamo, insomma, qualche anno fa, 1986. Exeter sì, è una persona, però in questo caso il nome si riferisce alla scuola a cui questa persona è intitolata, quindi mettete che ne so, sia la scuola Tito Livio, non importa. Quindi Exeter è il nome di una scuola in cui è stato scoperto questo punto notevole. Quindi immaginate la scena, un laboratorio di geometria, stavano giocando con un software di geometria dinamica, alcuni studenti si sono messi a giocare e si sono accorti che succedeva sempre qualcosa. Vi faccio vedere di cosa si sono accorti, una cosa abbastanza complicata. E si intuisce che è stata trovata per gioco. Si sono messi a giocare con una configurazione di questo tipo, un triangolo, la circonferenza circoscritta al triangolo, nei punti di tangenza, diciamo, traccio le tangenti e costruisco il triangolo fatto con le tangenti. E a questo punto, chissà per quale motivo, hanno tracciato le mediane del triangolo di partenza, si sono andati a segnare i punti in cui le mediane incontravano le circonferenze, hanno congiunto quei punti ai vertici dell'altro triangolo esterno, ma chissà perché, e si sono accorti che queste linee rosse si incontravano sempre nello stesso punto. E se ne sono accorti che c'era sempre quello che noi chiamiamo il punto di Exeter. Si sono accorti che funzionava sempre questa cosa, no? Anche con triangoli strani. Quelle tre linee rosse fatte in quel modo si incontravano sempre nello stesso punto. E poi qualcuno, magari la loro insegnante, si è accorta che se tracciate la retta di Eulero, quel punto sta pure lui sulla retta di Eulero. Qualsiasi sia il triangolo che disegnate, quel punto trovato da quegli studenti giace sulla retta di Eulero. Quindi quello adesso è famoso come punto di Exeter, è un altro dei punti notevoli del triangolo ed è stato scoperto probabilmente per gioco da studenti durante probabilmente un laboratorio di matematica. Ok, cerco di stare sforando un po', vero? Va bene, mi vado velocemente verso la conclusione. Quindi abbiamo parlato di software geometrici, abbiamo parlato un po' di attività che si possono fare con la carta. Ora fatemi arrivare agli origami molto velocemente, poi nel prossimo incontro con la mia collega, con Alessandra Bianchi, con la professoressa Alessandra Bianchi, approfondirete la parte che riguarda in maniera più specifica gli origami. Faccio vedere solo qualcosina che riguarda la storia. Allora, probabilmente il primo documento di carta che abbiamo data al II secolo a.C., la prima descrizione ufficiale di come la carta veniva preparata in Cina, eccetera, eccetera, risale al 105 d.C., tant'è che l'autore spesso viene citato come l'inventore della carta, anche se ci sono reperti di carta un po' più antichi. Probabilmente attorno al VI secolo a.C. i monaci buddisti portano la carta dalla Cina al Giappone. In Giappone comincia a essere usata a scopi rituali. Il primo cenno scritto che riguarda il piegamento della carta a scopi rituali, eccetera, eccetera, è molto posteriore, del 1680 circa, un poema, una poesia giapponese che parla di origami. Ma veniamo alla storia matematica degli origami. Il primo testo che parla della possibilità di fare un po' di geometria piegando la carta
esercizi di geometria con la piegatura della carta, è in realtà di un insegnante di matematica indiano, risale al 1893. L'Italia ha una storia, ha dato un contributo notevole allo sviluppo della teoria matematica degli origami. Nel 1936, quando la professoressa Piazzolla Belloc pubblica una serie di lavori che mostrano che è possibile risolvere certe equazioni di terzo grado, anzi poi tutte le equazioni algebriche di terzo grado, piegando la carta. Questo vi fa intuire che quindi è qualcosa che va un po' oltre ciò che si può fare con riga e compasso, perché con riga e compasso possiamo risolvere le equazioni quadratiche. Quindi qui possiamo risolvere le equazioni di terzo grado piegando la carta. Questo risultato è stato notato dal fisico giapponese Utsita, che però lavorava a Padova, e dal suo collega, il nostro collega di dipartimento ormai in pensione, il professor Shimemi. Si sono accorti di questo fatto, ma com'è possibile piegando la carta, com'è possibile risolvere problemi che sappiamo che sono non risolvibili con riga e compasso? Allora, cosa sta dietro le piegature della carta? Quali tipi di movimenti base permettono di fare queste costruzioni impossibili con riga e compasso? E si sono proposti di dare una lista di assiomi, cioè di formalizzare che tipo di pieghe riesce a fare con gli origami e poi dimostrare che con quella formalizzazione, con quel tipo di pieghe, in effetti riesci a costruire, a risolvere le equazioni di terzo grado e quindi a risolvere una serie di problemi irrisolti dell'antichità greca, cioè cose che con riga e compasso non si possono fare, come la trisezione dell'angolo, lo vedrete probabilmente la prossima volta, o la duplicazione del cubo, cioè la costruzione di radice di 2. Volevo solo darvi alcuni spunti che possiamo, se volete, elaborare un po' durante il laboratorio. Quali sono facili cose che possiamo fare piegando la carta? Questa è una dimostrazione che alcuni attribuiscono a Pascal del perché la somma degli angoli di un triangolo sia 180 gradi. Immaginate di ritagliare un triangolo, prendete i punti medi di due lati, ripiegate il triangolino superiore verso il basso, lo mettete così, non so se si capisce dal disegno, vi rimangono fuori questo triangolino con l'angolo in rosso, questo triangolino con l'angolo in verde, questo AHM lo potete ripiegare sull'interno, ottenendo questo triangolo qua. Il triangolo KBN lo potete ripiegare e riflettere dall'altra parte, e ottenete questo. Ottenete una configurazione in cui i tre angoli sono stati riportati uno accanto all'altro e in maniera, diciamo, evidente. Certo non è una dimostrazione formale, però si vede come i tre angoli sono adesso vicini e formano un angolo piatto. Ok? Questa, secondo alcuni autori, va attribuita a Pascal, questo tipo di dimostrazione, se volete, pratica del teorema sulla somma degli angoli interni di un triangolo. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è come con la piegatura della carta possiamo far nascere figure. È chiaro che qui forse è visto meglio in prospettiva per la secondaria di secondo grado, perché sono figure che si incontreranno nella secondaria di secondo grado, però a livello di descrizione si possono fare anche a livello molto più elementare piegando la carta. Allora vi faccio vedere il secondo caso, quello dell'ellisse. Se voi, probabilmente qualcosa che avete già visto, se voi partite da una circonferenza, segnate un altro qualsiasi punto sul cerchio, poi potete cominciare a fare delle pieghe che portino il bordo della circonferenza su quel punto che avete segnato e considerare tutte le possibili pieghe che facciano una cosa di questo tipo. Ok? Dal punto di vista matematico, perché il collegamento con le trasformazioni geometriche, dal punto di vista matematico, ogni volta che fate una piega, in realtà state concretamente realizzando una simmetria assiale, cioè una riflessione. Quindi dal punto di vista matematico fare una piega corrisponde a considerare una simmetria assiale. Se voi considerate tutte queste pieghe di questo tipo, la figura che viene fuori, ve lo faccio vedere con GeoGebra, è un'ellisse. Guardate. Quindi vi dicevo una circonferenza qualsiasi, prendete un punto qualsiasi all'interno. Adesso cosa vuol dire che prendo un punto che sta sulla circonferenza e faccio una piega che me lo porti su quello? Significa che devo fare una piega lungo l'asse di questo segmento.
Ok? Quindi cosa succede quando considero tutte queste pieghe possibili che mi portano un punto qualsiasi della circonferenza su quel punto che ho scelto? Per visualizzarlo si può fare così: con GeoGebra si attiva la traccia in modo che quando spostate rimane traccia di quello che è successo, e quello che viene fuori è un'ellisse in cui i due fuochi sono quei due punti, il centro della circonferenza e l'altro punto che avete scelto. Se fate la stessa cosa con una retta, anziché partire dalla circonferenza partite da una retta, questi fatemi di togliere altrimenti poi li sposto, prendete un punto fuori, adesso prendete un punto qualsiasi della retta e fate una piega che faccia coincidere questi due punti. La piega quindi deve essere fatta lungo l'asse. Cosa succede al variare di questo punto? Muoviti. Al variare di questo punto quello che ottenete è un'altra figura. Vabbè, non si è vista molto, perché è rimasto aperto questo cosa qui. Quella che ottenete in questo caso è una parabola. Ok? Allora fatemi veramente concludere velocemente. Quindi gli origami hanno questo legame stretto con la simmetria assiale. Per concludere, teniamo conto che nei nostri progetti, nella progettazione di queste attività didattiche, possiamo fare un collegamento abbastanza forte con la tecnologia, perché sia che usiamo software geometrici, sia che usiamo artefatti culturali come la carta o altri artefatti prodotti dall'uomo, è facile trovare un collegamento con la tecnologia. Quindi come ultima cosa, teniamo conto che nelle indicazioni del 2012 abbiamo tutta una parte dedicata alla tecnologia. Proviamo a pensare a dei percorsi interdisciplinari che coinvolgano anche la tecnologia. Ok, grazie. Grazie a Francesco per questa bellissima presentazione. Hai toccato vari punti e mi viene subito da chiederti così per il laboratorio, per esempio, quali attività secondo te adesso potrebbero provare a implementare in questa... Allora, per esempio, fare in maniera organica per bene tutto il percorso che porta alle formule delle aree per i poligoni più comuni. Quindi provare a immaginare un percorso che sia il più semplice possibile, che abbia come scopo giustificare le formule per le aree. Quindi, ad esempio, dando per scontato la formula dell'area del rettangolo, oppure riflettendo anche sul perché l'area del rettangolo viene fatta come prodotto fra i lati, anche nel caso in cui i lati non abbiano una misura intera, perché non è così semplice giustificare il perché devo fare il prodotto anche quando i lati sono dei numeri decimali o addirittura dei numeri decimali illimitati non periodici. Certo. Come posso giustificarlo in quel caso? E poi provare a ridurre le altre aree all'area del rettangolo, per esempio. Questa mi sembra un'ottima idea, perché sicuramente un percorso di questo tipo, a mio avviso, rende anche più facile la memorizzazione poi delle formule, che sappiamo bene che per i ragazzi è una delle difficoltà, quella di pensare di dover ricordare a memoria molte formule. Naturalmente più queste formule si visualizzano, si sono concretizzate, e più la memoria si fissa senza fatica, ecco. Quindi, piuttosto che dire il perché vi verrà dimostrato dopo, è meglio dare una giustificazione anche intuitiva, anche poco formale, ma comunque che sia una giustificazione. Certo. Bene, allora io direi che per il momento ci possiamo fermare qui. Vi ricordo, suggerisco anche a chi sta lavorando nelle sedi collegate a distanza di fare per prima cosa un ente locale su eventuali domande, richieste di approfondimenti che sentite necessarie prima di cominciare a ragionare sul laboratorio, ed inviarle al solito indirizzo scuole@istitutoveneto.it.
Noi, se arriveranno domande, se ne emergeranno qui a Venezia, in ogni caso tra 10-15 minuti riapriamo il collegamento per rispondere a queste prime domande e avviamo i laboratori. In ogni caso ci sentiremo alla fine prima di chiudere l'incontro, ma tenete presente che se anche durante la discussione tra di voi o la progettazione dei laboratori emergono ulteriori domande, potete sempre inviarle, noi cercheremo di rispondere quanto prima e in ogni caso entro la conclusione. Buon lavoro a tutti e a più tardi.